Per noi è cambiato tutto, ci hanno messo proprio agli arresti domiciliari, perché noi non possiamo più neanche andare usciti di casa nostra. Dopo 44 anni nella stessa casa, una coppia di anziani e il figlio residenti in via Orlando a Campalto si ritrovano quasi imprigionati a causa dei lavori di viabilità che hanno portato a chiudere l'unica strada per loro accessibile. Abbiamo una strada tutta rotta, che ce l'hanno destata per mettere giù la corrente. Dopo 2 giorni dovevano venire, è da marzo che siamo così. Anzi, siamo andati sotto acqua, abbiamo chiamato uno con una scavatrice che venga un po' a levarci il terreno, che avete visto, ci sono ancora le montagne di terra e tutta la stradina che noi da 44 anni ce la siamo sempre asfaltata. Naturalmente a spese loro. Questo però non è certo l'unico problema a cui questi 2 anziani devono far fronte ormai da mesi. Per portare la spazzatura in strada dobbiamo fare quasi 1 chilometro di strada in bicicletta o a piedi. Mio marito non ha la patente. Cosa facciamo? E così non potete neanche più prendere l'autobus. No, dobbiamo fare tutto il giro del mondo, una rotatoria che ci sono 3 strade principali che vanno all'aeroporto, alle spiagge, al casino. Pensi lei cosa abbiamo in questa strada? Mentre prima vi era tutto comodo. Sì, guardi, attraversavamo qua, di là, 3 minuti, perché io li contavo. 3 minuti ero in strada, appoggiavo la mia bicicletta al centro Don Vecchi, che anzi quegli anziani avevamo un po' che parlavamo. Non vedo più nessuno, noi siamo agli arresti domiciliari. È in pericolo di vita tutti i giorni. Per attraversare la strada ci basterebbe un piccolo semaforo a pulsanti, solo che per andare a piedi ci basterebbe solo quello, con la bicicletta o a piedi. La rabbia è tanta. Non ho più visto nessuno. Capisco che ci sono state le ferie, adesso cominciamo ad andare, diciamo, verso l'autunno, e se cominciamo le piogge cosa facciamo? Ha visto in che stati è questa stradina? Io la voglio come era prima e voglio i vasi delle immondizie, perché io faccio la raccolta differenziata da tanti anni e la porto in strada, però non è giusto che io devo muovermi con una macchina a 78 anni per portare l'immondizia per i signori che pago un po' di bollette, perché non è che mi facciano gratis, pago le bollette 80 euro, pago quasi 300 euro all'anno e siamo in 2 vecchi. È una vergogna, veramente una vergogna. E chiedo anche al sindaco Brugnaro che venga a vedere in che situazione si hanno messo. I coniugi non hanno intenzione di arrendersi e se nessuno interverrà al più presto sono pronti ad azioni eclatanti.